Sono le 4:30 di stanotte quando una pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Treviso, in transito nella zona industriale di Villorba, si accorge di movimenti strani sul tetto del magazzino Pinarello. Via radio i militari chiedono immediato rinforzo e quindi provvedono al blocco delle uscite dello stabile. Una volta chiuso il cerchio attorno alle vie di fuga del magazzino, da una scala d'accesso i militari salgono sul tetto e sorprendono un uomo in flagranza di reato mentre sta tentando di prelevare 2 biciclette, mentre altre 10 sono già state collocate all'esterno del magazzino per essere portate via. Il valore della merce è di 39.000 euro. L'uomo, Jon Vlad, cittadino moldavo, 19enne, pregiudicato, senza fissa dimora, dispone di diversi attrezzi da scasso, tra cui 2 pesanti oggetti, uno a punta, uno a sfera, utilizzati per bucare il tetto del magazzino. Dagli oggetti di scasso rinvenuti, i militari capiscono che l'uomo non era solo. Almeno 2 complici, ora ricercati, accortisi dell'arrivo della pattuglia, sono riusciti a calarsi dal tetto dell'immobile e darsi la fuga verso le campagne circostanti la zona industriale di Villorba. Al momento dell'arresto il moldavo non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato presso il comando carabinieri di Treviso, dove si trova tuttora in camera di sicurezza, in stato di fermo e in attesa di essere processato per direttissima con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Il furto consisteva appunto nell'aver praticato un foro sopra il tetto del magazzino, da cui poi avrebbero prelevato e asportato le biciclette. Tra gli oggetti rinvenuti e sequestrati dai militari del nucleo operativo radiomobile, con l'ausilio degli agenti della Polstrada di Treviso, anche un telefono cellulare, grazie al quale gli inquirenti contano di riuscire a identificare i complici del moldavo arrestato stanotte. Tutta la merce oggetto del tentato furto è stata restituita all'azienda Pinarello. Sicuramente alla luce dei precedenti furti che ha subito il magazzino e dell'ingente valore che si trova all'interno, questo è uno degli obiettivi sensibili che viene costantemente vigilato dai militari della compagnia di Treviso.